Allarme e furti, i ladri tornano a colpire a Preganziolo in un'abitazione, entrati addirittura con un piccone in un'altra casa, hanno mangiato con la vittima anziana a pochi passi da loro. Sconcerto in città, il sindaco Galeano, ognuno nel proprio ruolo deve fare qualcosa perché non si può andare avanti così. Razzie senza fine in tutto il Veneto, la rabbia delle vittime, la reazione sui social, la psicosi e la guerra ai ladri, stasera i riflettori di ring puntati sull'incubo furti. Situazione incresciosa al cimitero di Silea, dove da giorni si trovano in bella vista dei sacchi, delle riesumazioni in corso, immediate le vostre segnalazioni. Sbarcate all'aeroporto di Venezia le Pantere di Limoco Volley Conegliano, laureatesi campionessa del mondo ieri in Cina, un'impresa festeggiata dalla città e dai tifosi gialloblu. Futuro sull'orlo del baratro, domani la marcia dei lavoratori di Wambao ACC, parteciperanno anche i vescovi di Belluno e Vittorio Veneto, ci sarà anche una delegazione dell'Electrolux. Ieri in centro a Treviso la tradizionale accensione dell'albero di Natale in Piazza dei Signori, una festa diventata un vero e proprio rito collettivo con le luci dei telefonini. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben trovati, l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali, questi i titoli, ma ci colleghiamo subito con l'aeroporto di Tessera, l'aeroporto Marco Polo, perché abbiamo documentato in diretta nel telegiornale di Venezia l'arrivo delle campionesse mondiali dell'Imoco Volley Conegliano sbarcate, abbiamo visto proprio le immagini di loro che arrivavano festeggiate dai tifosi. Allora con i tifosi si trova adesso il nostro, eccolo qua, queste sono le immagini dell'arrivo delle campionesse delle Pantere di Limoco Volley salutate. Sentiamo, aspettate un attimo, sentiamo, eccolo. Il boato dei tifosi mentre arrivavano le ragazze. Allora rivedremo queste immagini mentre il nostro Christian Arboit è insieme ai tifosi che hanno aspettato le Pantere all'arrivo all'aeroporto. Allora a te Christian. Sì Nicola, buonasera, eccoci a Tessera. Eccoci qua, ecco. Senti Nicola, l'entusiasmo, grande entusiasmo per le Pantere che sono arrivate circa un quarto d'ora fa, 20 minuti fa, qui a Tessera. A guidarle Paola Egonu, che ovviamente ai nostri microfoni ha rilasciato le prime dichiarazioni ringraziando la città di Conegliano, parlando dell'avventura in Cina e parlando dell'ultima partita con le avversarie di Istanbul. Qua c'è entusiasmo, si continua con i festeggiamenti, anche se le ragazze sono già partite alla volta di Conegliano perché sono arrivate ovviamente stremate dopo un viaggio intercontinentale con scalo a Vienna. Ecco, che emozione, che cosa ci racconta? Immensa, immensa. Grazie ai presidenti, grazie ragazze, ci avete dato una cosa spettacolare, da ricordare per sempre. State urlando da ieri sera. Certo. Settimana. Ancora. Avete anche pianto, immagino. Sì. Beh, quello era il minimo, però ne valeva la pena. Siamo sul tetto del mondo, siamo contentissimi, grazie alla società, grazie alle giocatrici, grazie a tutti. E grazie a voi che ci date questa opportunità. Ecco. E siamo stati questa mattina, siamo stati a Conegliano, Nicola Marcato è stato in città per vedere un po' la situazione. Le Pantere di Daniele Santarelli sono riuscite a portare la bandiera tricolore al vertice del volley mondiale. Il sogno diventa realtà, una vittoria strepitosa che manda in estasi centinaia di tifosi nella città del Cima. Brave ragazze, tenete alto l'onore di Conegliano. Siamo contentissimi di questa vittoria, sono state davvero fenomenali. Natale speciale, le ragazze dell'Imoco ci hanno portato in alto, complimenti a loro e sarà un Natale favoloso anche per questo. Bravissime e vi ringrazio, siete il nostro orgoglio. Complimenti alle ragazze dell'Imoco che sono delle vere panterone. Le ragazze sono state strepitose. Sempre, l'Enogu sembra la migliore comunque.
Grandissime Pantere, sempre prime, in cima al mondo. Con la grinta siete riusciti a raggiungere questo trofeo, vi faccio i complimenti e dovete essere orgogliosi di voi. Grazie ragazze, ci avete portato sul tetto del mondo, siete il nostro orgoglio. Grazie Imoco, siete l'orgoglio italiano in tutto il mondo. Bravissime ragazze, siamo orgogliosissimi di voi e aspettiamo la festa, una squadra stellare. Vi aspettiamo per la festa! Sì, eccoci qua di nuovo, siamo con il signor Paolone che è capo della tifoseria dell'Imoco Volley, responsabile, e in questi giorni lei è stato in Cina, quindi ha vissuto e sofferto ogni fase. Io ho fatto il viaggio di ritorno con le Pantere, assolutamente sì, è stata un'esperienza bellissima, abbiamo fatto 7 giorni lì, vissuto con la squadra, abbiamo vissuto tutto il campionato e ho vissuto queste drammatiche partite, ma bellissime, questa grande vittoria, questa semifinale, e devo dire è stata un'esperienza bellissima, siamo stati accolti dai cinesi veramente in un modo fantastico, è una realtà lì completamente diversa dalla nostra, ma vale veramente la pena di viverla perché veramente diamo di quelle emozioni uniche, e i cinesi veramente sono amanti degli italiani e ci hanno aiutato assolutamente a tifare con noi. Abbiamo delle foto che vedrete anche voi dove sono tutti con noi, poi ho avuto degli italiani che lavorano lì e che studiano lì, erano con noi, dunque eravamo quasi più di 50 persone che tifavamo, l'unico di tutte le 8 squadre, gli unici col tifo organizzato che eravamo lì, ci hanno considerato i migliori al mondo e questa è una grande soddisfazione per tutti noi e per la nostra squadra, il nostro Imoco Volley che amiamo da tanti anni. Grazie mille. E ripercorriamo a questo punto l'ultima partita con le avversarie dell'Istanbul. Vediamo il servizio. Campionesse del mondo senza se e senza ma, le Pantere di Conegliano hanno conquistato la Cina e portato a casa un titolo che non parlava italiano da 27 anni, la prima volta in assoluto per una squadra veneta. L'Imoco Volley a Shaoxing ha conquistato il primo mondiale della sua giovane storia dopo essersi laureata campione d'Italia nel maggio scorso, una corsa inarrestabile resa ancora più micidiale dalla padovana Paola Egonu in grandissima forma, che ha segnato la svolta dal secondo set dopo un inizio difficile contro le avversarie turche dell'ex Cibash Istanbul. Occhi puntati sul duello tra Egonu e Tiana Boskovic, le due superstar del volley mondiali di nuovo di fronte in una finale iridata, stavolta con il club dopo Serbia-Italia del 2018 in Giappone, dove prevalsero le serbe. Una rivincita quella di Egonu che non ha lasciato scampo. 3-1 il risultato finale, per le ragazze dell'Imoco una soddisfazione mondiale. Sono felicissima, ci siamo portate a casa questo mondiale, abbiamo combattuto fino all'ultimo, sono veramente orgogliosa di questa squadra, spero che vinceremo altre coppe ancora perché lavoriamo. Per coach Santarelli è il momento dei ringraziamenti. Io vorrei ringraziare tutto lo staff in toto e poi la società, perché se ci ha permesso di arrivare a un traguardo così importante è sicuramente indubbiamente dovuto a quello che ha fatto la società, quindi grazie a tutti, torniamo in Italia contenti e ci rimbocchiamo le maniche perché il cammino è ancora lungo. Nonostante l'impresa storica non c'è tempo per festeggiare o riposarsi. Giovedì ad attendere le ragazze del volley c'è una partita infrasettimanale a Perugia, l'occasione per abbracciare le Pantere domenica al Palaverde quando l'Imoco incontrerà la Reale Mutua Fenera Chieri. Ecco, quindi non c'è tempo per riposarsi, lo avete sentito nel servizio, così come si è riempito, l'aeroporto si è anche svuotato, i tifosi stanno raggiungendo Conegliano, continueranno a festeggiare in serata da Tessera. È tutto, io e Lucio Zanato vi restituiamo la linea. Grazie a Cristian Arboit e Lucio Zanato, grazie a voi siamo riusciti in diretta a vedere anche l'arrivo delle Pantere. Adesso torniamo alla cronaca, all'allarme furti, di nuovo Preganziol nel bersaglio. Sul campo ho visto una roba strana, erano scarpe tutte impantanate. Queste le scarpe abbandonate dai ladri in fuga in via Schiavonia Nuova, resti di una serata di straordinaria criminalità, stavolta a pochi passi dal terraglio. È qui che la banda del Piccone è entrata in azione arrivando in macchina, come si capisce anche dalle tracce lasciate al suolo. L'abitazione di Severino Munaretto si trova qui, in questa via privata su cui manca l'illuminazione pubblica. Una casa comunque protetta con tanto di sistema di allarme, luci esterne infissi a doppia mandata. Il blitz poco prima delle 8 di sera, quando Munaretto con la moglie è
fuori a mangiarsi una pizza. L'allarme suonando mette in moto i vicini di casa, la famiglia Milani. Mio figlio ha preso la pila, ha guardato se c'era se c'era gente, se c'era disturbi, e invece erano già scappati, e allora ha chiamato il vicino per telefono e lo ha chiamato a casa e si è accorto che erano entrati. Una volta in casa il legittimo proprietario scopre che i ladri per entrare hanno usato probabilmente un piccone, una violenza fuori dal comune, come evidenziano i calcinacci a terra e lo stato degli infissi. In camera da letto mancano 2 orologi di valore e una collanina della moglie. Con queste sicurezze che avevo adottato io in questa casa pensavo di essere più che al sicuro, perché oltre ai serramenti blindati, il sistema di allarme, cosa si può fare di più? Poco prima i ladri avevano visitato anche una casa vicina, dentro una donna ultraottantenne che pare non si sia accorta di nulla fino all'arrivo del figlio. Da quello che ho scoperto questa mattina hanno anche rubato un panettone, buttando poi lo scatolone nell'orto della signora, e la stessa è stata costretta ad andare a dormire altrove perché è molto impaurita da questa situazione. Resta la preoccupazione di un'intera via che adesso corre ai ripari. Chiederemo anche di poter mettere un po' di luminosità in più, anche se la strada appunto è privata, anche magari a spese nostre. Perché tutti hanno paura di andare fuori mezz'ora, un'ora di casa, perché non sai quando torni cosa trovi, se la trovi ancora. Tra i primi a essere informato di quest'ultimo raid il sindaco di Preganziol. Lui aveva anche l'allarme, però i ladri hanno usato un piccone per scardinare il balcone. È una situazione che veramente ci lascia senza parole, non se ne può più, a prescindere dai numeri sicuri, non sicuri, tanti o pochi furti. Davvero la recrudescenza di questi episodi ci lascia sgomenti e senza parole, e veramente bisogna che chiediamo una mano perché non sappiamo più come fare. Avvisato nell'immediatezza del colpo, è sgomento il sindaco di Preganziol Paolo Galeano di fronte alla spregiudicatezza dei ladri. Più volte le istituzioni hanno invitato i cittadini al presidio oculato delle proprie abitazioni con strumenti anti-intrusione, dai serramenti blindati ai sistemi d'allarme, ma di fronte ad episodi come questo si resta costernati. Non c'è davvero limite alle modalità, perché di fronte a mezzi come questi effettivamente si rimane disarmati. A Preganziol è attivo il controllo di vicinato, già 8 i gruppi operativi, il 9° è in fase di partenza. Certo non è la soluzione, continua il sindaco, ma sicuramente è uno strumento importante. Anche il fatto di comunicarsi, no, fra abitanti, vicini e residenti, ciò che è avvenuto in una zona limitrofa diventa proprio importante per poter prevenire o monitorare ulteriormente la propria casa. Noi ci crediamo e spingeremo ancora molto sul controllo di vicinato. Quel che è certo è che anche i comuni non possono essere lasciati soli di fronte ad un problema diventato un'emergenza. Bisogna davvero farsi una qualche domanda perché ognuno cominci nel suo ruolo a migliorare la situazione, altrimenti così non si può andare avanti. A Silea adesso, ma parliamo di una situazione che ci segnalate voi telespettatori. Da giorni si trovano in bella vista dei sacchi contenenti i resti delle riesumazioni in corso, guardate. L'odore è nauseabondo e l'umidità di queste ore lo ha reso ancora più pungente. Siamo nell'ala ovest del cimitero di Silea, dove sono in corso le riesumazioni periodiche delle salme. Numerosi i loculi sui quali si sta intervenendo, basta un colpo d'occhio tra i vialetti ancora colmi dei fiori di inizio novembre per rendersene conto. A ridosso del muro di cinta del cimitero una tela verde cerca di contenere dei sacchi aperti, dentro terriccio, quello che resta delle bare, qualche immagine sacra. Tutto così in bella vista e sotto la pioggia, spettacolo che nella giornata di domenica non è passato inosservato tra i frequentatori del Camposanto che prontamente ci hanno inviato la segnalazione. I sacchi non sono stati nemmeno chiusi, lamentano i cittadini, dov'è il rispetto per i nostri defunti? E intanto in un loculo svuotato appare anche un paio di guanti con un pacchetto di sigarette accanto, non certo un bello scorcio per chi vorrebbe piangere i propri cari. Già nell'estate scorsa il cimitero di Silea era finito al centro delle polemiche per il degrado, poca manutenzione e rifiuti a cielo aperto. Adesso la nuova segnalazione, incuria o che altro, si attendono risposte.
Adesso la cronaca con la paura, ma per fortuna nessun ferito oggi pomeriggio a Colle Umberto per un incidente stradale nello scontro tra due auto. Una, la vedete nelle immagini, è carambolata cappottandosi sulla pista ciclabile. Nessuno stava transitando, fortunatamente, diremo anche miracolosamente in quel momento. Anche il conducente della vettura è uscito illeso dall'abitacolo. È invece indagato per omicidio stradale il 66enne che ieri pomeriggio era alla guida dell'auto che ha travolto uno scooter a Nervesa della Battaglia, a perdere la vita un 49enne. Il suo secondogenito era nato appena un mese fa e lui lavorava con il sogno di poter far venire in Italia tutta la famiglia, la moglie ed i bambini, 1 mese e 10 anni, rimasti in Marocco. Un sogno tragicamente interrotto nel tardo pomeriggio della domenica dell'Immacolata. Abdellatif Radouani, 49 anni, marocchino, stava rincasando a Nervesa della Battaglia dopo aver finito il turno di lavoro. Era in sella ad uno scooter. È stato travolto da un'auto che svoltava per entrare in un distributore di benzina. L'impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al 49enne, nonostante i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118 giunti a Nervesa con l'elicottero. L'uomo è morto. Ed ora le immagini del bosco antismog nel quartiere di San Giuseppe. Siamo di nuovo a Treviso. Un'area incolta ed infestata da rovi che si trasformerà in un bosco urbano grazie al progetto di riqualificazione ambientale Fabbrica dell'Aria di Ascotrade. 1500 alberi, tra aceri e olmi campestri, carpini bianchi, roverelle e piante mellifere come il tiglio e l'orniello verranno progressivamente messe a dimora in via Paludetti, nel quartiere di San Giuseppe. Il nostro progetto nasce 3 anni fa, nel 2017, abbiamo già piantato alberi, 1200 alberi a Pordenone, 1 migliaio nel comune di Morgano, oggi siamo qui con 1500 alberi e chiuderemo questo bel progetto nella primavera del 2020 nel comune di Vicenza. Il nuovo bosco urbano, spetterà poi ai bimbi delle scuole dargli un nome, restituisce ai residenti un'area verde finora abbandonata di San Giuseppe, quartiere che paga pesantemente in termini di inquinamento le conseguenze di tangenziale, noalese ed aeroporto. Il nuovo bosco antismog, con 3 ettari piantumati, consentirà un miglioramento paesaggistico e della qualità dell'aria dell'area. Per 2 anni le piantine verranno curate a spese di Ascotrade. Noi abbiamo messo i soldi e le piante, adesso per i prossimi 2 anni la società che ci segue nel progetto a Zero CO2 si occuperà anche della manutenzione, quindi i cittadini non avranno nessun costo aggiuntivo. È chiaro che poi negli anni successivi aspetterà i comuni manutentare le aree dove sono state piantate le piante. Pochi istanti di pubblicità e torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta, ripartiamo da Treviso dove oggi è stata presentata una singolare edizione di un gioco notissimo e dalle radici antiche che però diventerà per Natale anche uno strumento di promozione turistica e anche occasione per sostenere la Lega Italiana per la lotta ai tumori. Abbiamo voluto fare un regalo alla città creando un gioco dell'oca che fa parte della tradizione trevigiana. L'oca come il folpetto, ma anche il radicchio rosso e il tiramisù. Sono simboli della tradizione di Marca, ma sono anche le caselle di una singolare edizione di uno dei giochi più popolari in salsa trevigiana. L'idea è quella di abbinare al percorso ad Adi anche un pacchetto di pasta, farne una confezione unica a partire dal gioco di parole del titolo per arrivare a gustare ma anche a giocare in famiglia. L'abbiamo calato sulla realtà di Treviso con tutta una serie di caratteristiche sia turistiche, culinarie, sportive eccetera eccetera che possa servire e ai giovani per ricordare quali sono le loro origini, ma anche ai turisti, perché se voi ci date un occhio ci sono dei punti particolari e può essere un modo divertente per passare le feste di Natale nel nome di Treviso ovviamente. Ma soprattutto della solidarietà, visto che il ricavato delle vendite andrà a sostenere la sezione trevigiana della Lega Italiana per la lotta ai tumori. Avremo una nuova sede che stiamo restaurando e quindi faremo ambulatori, faremo palestre, faremo la cucina salutare. Le confezioni saranno presenti nei locali tipici della città, pronti anche a consigliare l'abbinamento alla pasta, ma anche i segnalini dei concorrenti per un gioco dalle radici antiche, ma anche da bonus e pegni, come si legge, modernissimi. Come moderne sono state anche alcune interpretazioni, magari anche con un pizzico di ironia. Qual è stato il disegno, anzi la casella più difficile da pensare? Quella del put probabilmente. Perché bisognava essere simpatici e dire che il put si ferma quando c'è un po' di pioggia.
Ancora solidarietà con un parco giochi inclusivo affinché bimbi disabili e normodotati possano giocare fianco a fianco. Stasera la donazione all'associazione Due Mulini di Castelfranco del ricavato della Top Gun Bike and Run. Buon divertimento! Oltre 3.800 euro per contribuire alla realizzazione di un parco giochi inclusivo consegnati all'associazione Due Mulini di Castelfranco grazie alla Top Gun Bike and Run, la gara che lo scorso 9 novembre si è svolta all'aeroporto militare di Istrana. Un evento sportivo che ha visto impegnati nella gara di duathlon atleti normodotati e con disabilità. Madrina Giusy Versace. Tra i promotori dell'evento Bernardo Bernardini, triatleta paralimpico trevigiano, mai come ora orgoglioso del risultato raggiunto. Si tratta della costruzione di un parco giochi inclusivo, perciò adatto sia ai bambini normali sia ai bambini disabili. E abbiamo scelto di donare appunto all'associazione Due Mulini di Castelfranco Veneto il ricavato proprio perché era in linea con il motivo per cui abbiamo dato vita a questa manifestazione, che era quello di far fare sport assieme ai disabili e alle persone normodotate. Risultato importante perché con la Top Gun Bike and Run, grazie alla generosità degli sponsor, si è potuto donare all'associazione Due Mulini di Castelfranco oltre il 170% del ricavato che contribuirà alla realizzazione del parco giochi inclusivo. Non c'è Natale senza albero di Natale, quello che ieri è stato acceso in Piazza dei Signori, davvero una folla incredibile in città. Stavolta ha fatto anche nevicare in piazza. Sì, un Natale straordinario, come sono straordinari i nostri cittadini che hanno avuto pazienza di aspettare questo spettacolo. Ed è stato davvero uno spettacolo Treviso nel pomeriggio dell'Immacolata. Un centro storico colmo di famiglie per un fiume di persone che scorreva principalmente dal Duomo a Piazza Borsa. E qui il primo spettacolo l'hanno dato i bambini e le prese con i pattini sul ghiaccio sotto lo sguardo divertito dei genitori. Un vero colpo d'occhio quello sotto alla Torre dei 300, in un flusso continuo di pacchetti regalo, sbriciati nei negozi, qualche acquisto. Poi lo spettacolo della giostrina in piazza, letteralmente invasa da grandi e piccini. I secondi per l'immancabile giro in sella Il Cavallino, i primi, con la scusa di garantirsi la sicurezza dei nipoti, comunque aggrappati alla giostra e forse anche a qualche ricordo d'infanzia. Poi il primo colpo di scena legato al tema della sostenibilità ambientale con il ricordo di Vaia. L'anno scorso a quest'ora piangevamo gli alberi del Bellunese abbattuti da Vaia, quest'anno per rispetto abbiamo deciso di spingere la rinascita del bosco, ma con un Natale e con tutti gli eventi ecosostenibili. Ed ecco allora la foresta proiettata sui palazzi attorno alla piazza in un gioco di luci che ha davvero acceso l'atmosfera del Natale. Scegliamo musica di sottofondo che possa accompagnarci a questa accensione. Accendete i nostri cellulari, fateci vedere questa enorme distesa di luci che in realtà non sono solo luci ma sono anzi i vostri desideri. Ed eccolo l'altro grande spettacolo di questa domenica di dicembre. Centinaia di lucette degli smartphone hanno creato un vero e proprio tappeto luminoso che si allungava lungo via Barberia e Calmaggiore, segno di una partecipazione dei cittadini all'avvio delle feste natalizie. La 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 la. Ah, a proposito, in piazza hanno anche acceso l'albero. È stata una giornata importante anche a Paese ieri con ben 3 eventi legati comunque al Natale, ma che sono diventati un regalo di fatto di Natale. A Castagnole di Paese infatti c'è stata l'inaugurazione del nuovo centro civico restaurato di Castagnole, vedete le immagini dell'inaugurazione con le autorità, poi c'è stata la nuova inaugurazione della nuova piazza San Mauro e poi l'accensione anche qui a Castagnole dell'albero di Natale, dunque una festa anche a Paese per, eccolo qui, l'accensione dell'albero. Questo invece è l'immagine del nuovo centro civico restaurato. Non c'è Natale senza albero, ma non c'è Natale soprattutto senza presepe. Continua il nostro viaggio tra i presepi della Marca, andiamo a Treviso dalla famiglia San Tommaso. Non solo un presepe, ma un vero e proprio villaggio natalizio ricreato
in terrazza, grazie anche alla passione dei bimbi. Anche per quest'anno abbiamo fatto presepe, ma non solo. Abbiamo fatto anche il villaggio di Natale. Complimenti a questi bimbi creativi. Allora, Natale 2019 con il tuo presepe, questo come sempre le modalità per segnalarci la vostra creazione, la mail per segnalarcelo, ovviamente ricordatevi di scrivere anche un indirizzo e un numero di telefono, il numero di telefono per segnalarci con la segreteria telefonica oppure il numero per inviarci video. Ricordatevi, se ci inviate un video fatelo in orizzontale evidentemente. Adesso le notizie dal Bellunese. Domani il giorno della manifestazione dei lavoratori della ACC Wambao, previste tantissime persone, ci sarà anche una delegazione della provincia, il presidente della provincia dice è davvero un momento molto difficile. Si prevede la partecipazione di migliaia di persone domani alla grande manifestazione dei lavoratori di ACC Wambao che si svolgerà in contemporanea allo sciopero generale nazionale di 8 ore di tutto il comparto metalmeccanico proclamato da CGIL, CISL e UIL. Le adesioni sono numerose, dalla politica alla Chiesa, con i vescovi delle diocesi di Belluno, Feltre e di Vittorio Veneto. La provincia di Belluno parteciperà con il consigliere delegato Ivan Minella. Il momento è molto difficile, se non drammatico, per il mondo del lavoro bellunese, dice Roberto Padrin. Non è sarà la sola, perché domani verrà annunciato anche il nuovo piano industriale di Safilo e lì verranno comunicati i numeri degli esuberi anche dello stabilimento di Longarone, quindi avremo 2 bombe sociali in arrivo nella giornata di domani, abbastanza pesanti, che avranno sicuramente delle ripercussioni. Padrin domani sarà a Roma all'incontro programmato da tempo col ministro Boccia assieme ai rappresentanti delle 3 province interamente montane dello Stivale. Sarò lì per presentare anche un report con una fotografia della situazione della nostra provincia, quindi sui dati abbastanza drammatici dello spopolamento, e cercheremo di presentare anche alcune proposte concrete. Il tracollo demografico rappresenta una difficoltà sociale crescente che rischia di essere accelerata dalla crisi di aziende importanti come ACC Wambao. Chiudere ACC, scrivono i segretari provinciali di CGIL e CISL, non significa solo lasciare a casa 295 lavoratori. Si rischia l'impasse della fornitura verso altri stabilimenti, Electrolux, ID Susegana in primis. Tutto questo mentre gli stessi proprietari cinesi di Wambao hanno messo gli occhi sui porti veneti su cui veicolare le loro esportazioni. Dai sindacati di categoria la richiesta forte al governo di emanare entro il 20 dicembre il decreto di commissariamento dell'azienda. Torniamo a parlare adesso della polemica sui vincoli imposti dal Ministero dei Beni Culturali alle terre del Comelico e di Auronzo. Ieri un sit-in a sorpresa sulla 51 Alemagna a Longarone, dove un gruppo di militanti di Fratelli d'Italia guidati dall'onorevole Luca De Carlo ha manifestato contro questi vincoli, ma non tutti hanno gradito. Signora,
ringrazio dei complimenti. Sarà stato per il nervosismo provocato dall'estenuante coda al rientro dalla domenica trascorsa in montagna o forse solo la visione del simbolo del partito di Giorgia Meloni. Fatto sta che il sit-in organizzato domenica pomeriggio a sorpresa nel traffico all'incrocio di Longarone, ma che non ha intralciato la viabilità, non è andato giù a qualche automobilista, ignaro del fatto che nelle terre alte si sta combattendo una battaglia per la sopravvivenza di quei luoghi che i vincoli imposti dal MIBACT hanno destinato a morte sicura. Siamo a Longarone in una giornata di rientro dalle vacanze, l'8 di dicembre, per protestare nei confronti degli iniqui, non le iniqui sanzioni, ma gli iniqui vincoli che un governo cieco, sia questo ma anche quello di prima, cieco verso le istanze del territorio. Uno striscione a bordo strada, la montagna deve vivere, basta vincoli e un megafono in mano per sensibilizzare i turisti su quanto è accaduto pochi giorni fa e che ha scatenato le reazioni del mondo politico e imprenditoriale bellunese. Questa è la lettera che io e il mio collega Marco Snato di Fratelli d'Italia abbiamo scritto al ministro Franceschini e che non ha avuto ad oggi nessuna risposta. Oggi è facile dare la colpa ai tecnici, oggi ci si nasconde dietro la burocrazia, ma la realtà è che la politica ha fallito e non ha saputo risolvere uno dei tanti problemi che affliggono il nostro territorio. La montagna, dice il parlamentare bellunese, vive solo senza vincoli e burocrazia. Contro la decisione di chiudere in cassaforte le terre del Comelico di Auronzo, impedendo così la realizzazione del collegamento sciistico con la Valpusteria, si è già mossa la Regione del Veneto. Noi siamo qui invece sommessamente a ricordare a tutti che la montagna vive se non ci sono vincoli e noi saremo sempre dalla parte di quelli che vogliono sburocratizzare questo paese e che vogliono soprattutto continuare a vivere nelle nostre montagne. L'ultima notizia dal bellunese: vacanze anticipate per i piccoli dell'asilo di Piaia a Ponte nelle Alpi a causa del malfunzionamento della caldaia, che anche stamattina ha costretto i genitori a riportare a casa i bambini. Evidentemente non sono mancate le polemiche. Il problema, assicura il sindaco Paolo Vendramini, sarà presto risolto con la sostituzione della caldaia, che verrà alimentata a metano e non più a gasolio. L'intervento, pari a 50.000 euro, è stato approvato nel corso dell'ultimo consiglio comunale e pur tuttavia sta suscitando l'ira dell'opposizione, che dice i lavori si potevano fare durante l'estate. Dunque la scuola materna chiuderà 2 giorni prima dell'avvio delle vacanze natalizie per questo problema. Siamo in chiusura, allora vi ricordo fra pochissimo, scusate, a 20:10 con Ferdinando Avarino ci saranno l'onorevole Gian Antonio Darè, eurodeputato della Lega, e l'onorevole Nicola Pellicani, deputato del Partito Democratico. Politica ed economia ovviamente sotto i riflettori, così come sotto i riflettori di Ring questa sera, e anche oggi non abbiamo mancato di testimoniarvi l'ennesimo episodio. Ci sarà la questione sicurezza, furti e rapine, Veneto sotto attacco, dunque i tanti casi, le reazioni disperate della gente, cosa si può fare? Mario Conte, sindaco di Treviso, è uno degli ospiti, con lui Gio Formaggio, il sindaco di Albertone, di Fratelli d'Italia, Cristian Demma dell'associazione Furti in Corso e quindi la voce di chi monitora la situazione come sentinelle, e Roberto Grigoletto del Partito Democratico. E adesso le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Bentrovati al meteo. Alta pressione ben salda sul nostro territorio. La giornata di martedì 10 dicembre sarà all'insegna del bel tempo. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto ampio soleggiamento dappertutto, il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso, salvo per locali annuvolamenti ma senza conseguenze. Da segnalare solamente occasionali foschie mattutine sulle pianure ma in rapido dissolvimento. Temperature minime in calo tra meno 5 e 3 gradi, massime comprese invece tra 8 e 12 gradi. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, con tanto sole ovunque, il cielo si presenterà sereno o al massimo velato. Temperature minime tra lo 0 e i 6 gradi, massime oscillanti invece tra i 10 e gli 11 gradi. Poche novità sul Trentino Alto Adige, sarà ampiamente soleggiato anche qui ovunque, neve sui confini alpini anche a bassa quota. Temperature minime sotto zero, massime sugli 8 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.
Bonus è il miglior negozio di calzature e moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.